Guarda che abbiamo qui. Pensavo che noi fossimo speciali. Gente, questo è Bagman. Hangman. È uguale. Che genere di missione è? Ognuno di noi è il meglio che c'è. Chi hanno preso per insegnarci qualcosa? Capitano di vascello Pete Maverick Mitchell. Le parlerò apertamente. Lei non è la mia prima scelta. È qui dietro richiesta dell'ammiraglio Kasansky, anche detto Iceman. Secondo lui lei ha ancora qualcosa da dare alla Marina. Che cosa non le immagino? Con tutto il rispetto, signore, non sono un insegnante. Non vorrei creare aspettative. Buongiorno, aviatori. È il capitano che vi parla. E si parte. Ci siamo. Meno 3, 2, 1. Listen to the high road. They're not under tension, begging you to touch and go. Highway to the danger zone. Right into the danger zone. Head into twilight, springing our wing tonight. Got it dumbing up, shoving on the overdrive. Highway to the danger zone. I'll take you right into the danger zone. You never say hello to you until you get it on the red light overload. You never know what you can do until you get it up high as you can go. Highway to the danger zone. Gonna take you right into the danger zone. Highway to the danger zone. Right into the danger zone. Buonasera Ficarolo! Buonasera, benvenuti al Ficarolo Talent Show 2022.
finalmente si riparte dopo 2 anni di blocco totale. Siamo riusciti a riportare questo evento sul palco di Ficarolo. E con me, ovviamente, Silvia, una grandissima presidente della Proloco di Ficarolo, e questa sera avremo l'onore di presentare i nostri talenti. Grazie Davide, buonasera a tutti, benvenuti nel nostro ormai amatissimo e richiestissimo Ficarolo Talent Show. E innanzitutto vorrei augurarvi una buona serata, una buona fiera, una buona permanenza a Ficarolo da chi è di Ficarolo e da chi viene da fuori. Quindi siamo qui per presentarvi Subito i nostri talenti. Io volevo ringraziare Aurora ed Elena che hanno fatto l'apertura di quest'anno, quindi un grande applauso. Ma Ficarolo si può fare di meglio, dai, fuori con la voce. Grandi. Vedo che a te è tornata la voce. Questa mattina mi ha mandato un vocale, sembrava Joe Cocker. Ho detto, oddio, cosa presenterà? E invece, cosa hai mangiato? Dai. Allora, ti devo svelare il mio segreto. Io sono stata in farmacia Ficarolo, la farmacia Ravelli, dalla dottoressa Bosi, quindi le faccio pubblicità perché me l'ha regalato, quindi ha detto, guarda, questo è per i cantanti, ma l'ho usato, un prodotto miracoloso che ho usato per la gola e sta andando bene, quindi io promuovo il territorio grazie alla dottoressa Bosi. Facciamo pubblicità anche. Sì, direi assolutamente. Alle attività del paese. Promuoviamo il nostro paese. Oh, è fortissima, non c'è niente da dire. Brava Silvia. Allora, innanzitutto bravi sono stati tutti coloro che hanno collaborato a questo palco, quindi in primis Giordano Vincenzi, un applauso veramente grandissimo. È un palco meraviglioso. E con lui Iari Zanella, Radames, Argeri, Alfredo Cottica hanno veramente dato un'immagine e uno spaccato di Ficarolo di talento anche proprio nelle scenografie. Ringrazio anche Valerio, ho detto Valerio Baio, perché quando vuole, abbiamo bisogno di mezzi, io sono qui anche purtroppo per ringraziare, perché sennò dietro di me tutta la squadra che lavora non ci sono solo io, anzi non faremo nulla, e quindi ringrazio veramente chi si adopera per Ficarolo, grazie di cuore. Esatto, bravissimi, grazie. Sabato scorso su questo palco c'era l'Orchestra Sinfonica del Veneto, uno spettacolo unico, e quindi vogliamo partire alla grande, giusto Silvia? Noi cercheremo di darvi tanta emozione. È chiaro che l'Orchestra Sinfonica del Veneto, penso che, non so, grazie a Laura Cestari, veramente la Regione Veneto è stata uno spettacolo nello spettacolo. Ma noi questa sera siamo qui e ce la metteremo tutta. Innanzitutto l'ultimo ringraziamento, se non ultimo, sarà il primo di tanti, all'amministrazione comunale che ha collaborato attivamente per questa fiera, il sindaco, poi abbiamo l'Antonella Migliari allo stand, abbiamo avuto anche l'altro consigliere Giovanna Ottoboni sempre allo stand, quindi è un coinvolgimento di tantissime persone, ma ormai ho già parlato troppo. Sì, avevamo detto facciamo delle presentazioni veloci così andiamo a letto presto, ma non riusciamo. Tutti gli anni è così. Mi è doveroso, io purtroppo... No, ma è giusto così, è giusto così. È giusto ringraziare chi si dà sempre da fare per il paese, quindi è doveroso ovviamente il pensiero di Silvia. Siccome l'elenco è tanto, ma non voglio stancare le persone, quindi qui mi taccio, poi riprenderò. E partiamo alla grande, siamo già partiti alla grande, ma sarà un crescendo di voci, di emozioni, di talenti. Questo non è un vero e proprio talento, ma è un insegnante di musica, è una compagna della vita del nostro maestro Caleffi Stefano, che ringraziamo col service, nonché della banda Orchestra Filarmonica Ariosto di Ferrara, che anche, grazie di cuore anche lui per maestro, supportarci. Qui abbiamo dei maestri, c'è anche in console. Grazie anche sia a Fabio Fracassetto, perché questa sera non è allo stand della birra, ma è qui, quindi un applauso anche a Fabio, il nostro DJ nostro DJ Fabio. Vi presentiamo, come dicevo prima che mi sono già dilungata troppo, la nostra bravissima professionista di uno dei brani che canterà, Roberta Righi, Se telefonando di Mina.
Buonasera a tutti, grazie per questo invito, sono molto molto felice di essere qui per voi. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Poi mano all'improvviso le tue mani sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Guardandoti negli occhi potessi dirti basta, ti guarderai, ma non so spiegarti che il nostro amore appena nato è già finito. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi potessi dirti basta, ti guarderai, ma non so spiegarti che il nostro amore appena nato è già finito, è già finito, è già finito. Grazie. Bellissimo palco, bellissima serata. Grazie a tutti. Un applauso a Roberta. Grazie Roberta, Fantastico. a dopo. Grazie. Bene. Andiamo avanti con un professore, Silvia, un professore di geografia di Lendinara. È alla seconda partecipazione del Talent. Sì. Infatti, da quando è venuto qui, il primo posto che insegna ai suoi studenti è Dov'è Ficarolo, quindi ne siamo orgogliosi. Ci farà un'esibizione di classe perché è un amante del cinema e quindi oltre a cantare si esibisce anche nelle vesti di attore, e quindi a completa interpretazione di un pezzo di Sergio Camariere, Tutto quello di un uomo, canta Valentino Ghinato. Buonasera a tutti, buonasera Ficarolo, benvenuti. Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo. Se non fosse per te crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te
pensare niente, lo sai, perché senza te io non vivo. Mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te chiudo gli occhi e già volo. Improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo. Ritrovo con te l'unica verità. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò. Tutto quello che un uomo può fare stavolta per te lo farò. Una pioggia di stelle ora brilla nell'aria ed il mondo mi appare per quello che è. Un oceano da attraversare, cuore di donna, la spada di un re. Perché senza te io non vivo. Mi manca il respiro se tu te ne vai. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. C'è tempo per l'amore che spiegarti non so. Tutto quello che un uomo può fare stavolta per te lo farò. Tu sarai la regina dei miei desideri, l'orizzonte costante di questa realtà. Tu che sei per me, come vedi, tutto quello che un uomo sognare potrà. Tutto quello che un uomo sognare potrà. Grazie Ficarolo, buona serata e buon ascolto. Grazie a tutti. Bravo Valentino. Bravissimo, bravissimo, grazie. Io intanto Grazie sposto un per le po' tue qui emozioni. l'artiglieria perché Grazie Davide, certo, ma intanto con lavoro. il tacco 12-13 non sono proprio in grado di... Non mi metto a spostare i microfoni e quando sposto i tavoli... ma tu vai, presento, in io tennis. faccio lo scaricatore di Allora, porto. siamo a un bellissimo e numerosissimo gruppo di ballo, una scuola di ballo che viene direttamente da Scortichino e ce la porta il nostro super volontario Marco Collini, che ringraziamo Marco, e Samantha, la nostra insegnante di ballo della scuola Bailando Salsa, vi presenta il suo primo pezzo. Complimenti. È un pezzo di Un Ed applauso. Sheeran, Photograph. A voi, i ballerini del Ficarolo Talent Show.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. It's the only thing to with us when we die. Keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Bravissimi, bravissimi, complimenti, complimenti Samantha, ci vediamo dopo, grazie davvero di aver Bravi i fatto nostri venire voglia di ballerini. ballare. Io ricompongo il palco. Ricompone il palco, prego. Nel frattempo io proseguo con i miei ringraziamenti perché il prossimo cantante sarà tuo, ma io ringrazio e vorrei un applauso Damiano Bimbatti, il nostro videomaker di Ficarolo, e non solo, grazie Damiano per essere sempre dei nostri, per immortalare, per rivederci poi fra tanti anni in queste bellissime serate che ricorderemo. Grazie infinite. Non sarebbe un talent senza Damiano, assolutamente. no. Un grande, Grazie. grande aiuto. Bene, andiamo avanti col programma. È il turno di una ragazza di San Giorgio di Piano.
ha una voce black, ma oserei dire anche magnetica. Tu sai perché? Sì, Visto che assolutamente. ha calcato questo palco l'anno scorso con i Magnetica alla festa del Fico, e per me è un piacere presentarla con un pezzo di Nada, Ma che freddo fa, canta Elena. Più forte l'applauso, non lo sento! Brava Silvia, teniamoli caldi. Già c'è caldo però, No, sto lì. Questo dall'altra parte. D'inverno il sole stanco a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più e s'alza il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Mi sento una farfalla che sui fiori non vola più, non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mi hai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più e s'alza il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Grazie mille. Grazie. Un applauso ad Elena, brava, bravissima. Fortissimo, un applauso fortissimo ad Elena. Bravissima. Complimenti. Poi lei la rivediamo, no? Sì, la Te rivediamo. la trattieni.
Siamo arrivati a un personaggio che ha già calcato questo palco. Un grande personaggio, un artista. Un artistone. Esatto. È andato anche in TV con Gerry Scotti, quindi... È andato a Tale Quale Show. Esatto. E poi ha detto che ha cantato, ha un curriculum veramente importante. E riceve parecchi premi in giro per tutto il Rodigino, la zona di Reggio Emilia. Guarda Ferrarese. Esatto. Ci sono anche dei suoi fan. È possibile. Quindi questa sera per noi, non l'originale, ma ci andiamo molto vicino, Roberto Barbieri sarà il nostro Elvis. Con Can't Help Falling in Love canta Renato. Signori, vi do la buonasera. Perdonatemi se mi scappa qualche este, perché sono senza denti. Se qualcuno conosce l'inglese, stasera deve ascoltare un po' l'americano. Va bene, il fonico quando vuole andare a casa può anche andare a casa. Only poor rising, for I can't stand falling in love with you. Shall I stand? Won't it be right singing if I can stand falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so this goes, something are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so this goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't stand falling in love with you, for I can't stand falling in love with you. Grazie. Il nostro Elvis! Il nostro Renato! Grazie. O con sta S ferrarese, cioè... Comunque voglio dire che io ho ancora voglia di vedervi anche il prossimo anno, spero che ci sarete ancora. Noi ci saremo se tutto va bene. Ringrazio l'organizzatore qui, fantastico, mi ha obbligato a vestirmi col mantello. Allora, tanto c'è freddo, gli ho detto, ma mettiti il mantello. che vestito ti metti?
No 28, vediti. No, 18. 18, vabbè, È dai. arrivato, L'ho con allargata un po'. è arrivato con la valigia perché è in tournée Sì, e quindi sono la in tournée. prossima tappa Domani sera sono a Scandiano, a Modena. Ma non, però- per fare una esibizione di amicizia in segno del nostro amico Davide, per una serata un po' particolare. Bene, bene. A noi è fatto tanto piacere averti sul nostro palco. E tu mi fai piacere quando mi chiami. Beh, veramente un a voi applauso. ben, dice, a voi ben, o no? E voi ben proprio. Vai. Però quest'anno non mi hai comprato il gelato, eh? È vero. Dopo paghiamo il gelato. Cioè, sto signore qua Va bene. 3 anni fa, ma 200 euro di gelato mi ha fatto fuori. Cioè, una roba che... Quest'anno Elena ha detto tutti fuori No, casa. L'Elena mi ha detto, ma è il terzo figlio? Insomma, portiamo pazienza, bel talent, porca miseria, ma al costo c'ho. Infatti, Però- quest'anno aveva paura che gli mangiavo un altro chilo di gelato. Sì, infatti le prove abbiamo fatte in villa. Va bene, signori, non voglio rubare più tempo. Parla al microfono. Grazie. Vi saluto e vi do la buonanotte. Buonanotte, dopo ti Grazie, aspettiamo Renato. qua per le Grazie, foto. Elvis. Un applauso al nostro Elvis. Grazie. Intanto chiamerei sul palco i ragazzi così si preparano. Chiedo anche a Emiliano se mi dà una mano. Grazie. Abbiamo ora sul nostro palco di Ficarolo, ormai famosissimo, ma veramente devo spendere una parola, ha detto benissimo Renato, organizzatore, perché io sono il contorno di questa serata. Tutto quello che viene fatto e viene coinvolto, i brani e tutto, devo veramente ringraziare questa persona meravigliosa, dentro, fuori, famiglia, figlia, moglie, perché... Abbiamo messo al lavoro tutti questa... Sì, perché un applauso davvero è un investimento di tempo, di pazienza e di anima per il suo paese. Grazie, È troppo grazie, gentile, però lei è sempre stata presente con noi, ha contribuito con le scelte, sicuramente quelle giuste, quindi devo assolutamente ringraziare te Silvia, assolutamente. E Non ci basta, ringraziamo, ringraziamenti. Finito. Finito. Proseguiamo. Cosa abbiamo? Abbiamo 3 allievi del nostro Centro Veneto Esperienze Musicali di Ficarolo con il suo insegnante. Perché vi abbiamo portato questi ragazzi? Perché a Ficarolo c'è una scuola di musica in questa villa, riprenderanno i corsi a settembre e questa sera abbiamo voluto con noi su questo palco gli allievi della scuola. Ce ne sono tanti, questi ragazzi sono stati premiati, quindi per noi... Sì, io vorrei presentarli, sono 2 ragazzi di Gaiba, quindi il nostro paese di vicinato. Alberto Finocchiaro che ha 14 anni. Un applauso. Dice, alza la mano, oh yes. Siamo a scuola, alla mano. Che è un appassionato di folk metal e musica celtica, roba da pazzi. Una cosa proprio strong. Grandissimo, roba leggerina. E l'altro ragazzo si chiama Alessandro Miazzi, ha 12 anni, quindi tutti e 2 giovanissimi. È un appassionato di musica pop rock, quindi studiano da 3 anni nella nostra scuola. Insegnante Tommaso Pellegrini, non me lo posso dimenticare, neanche fare delle gaffe perché si chiama come me, meno questa volta. Beh, va dai, guarda, Renato l'ha presa bene, con un medley tra un gruppo degli The Who, dei Sugar Sense e gli Eurythmics Sweet Dreams, ci suonano questo pezzo strumentale Alberto e Alessandro. Fategli un applauso di incoraggiamento, che sono giovani, bravi. Susah di musik
Ladies and gentlemen, un applauso per Alberto e Alessandro. Allora com'è stato questo debutto? Tosto? No, dai, bravi. Serve il debutto, guarda. La presentatrice è scomparsa, quindi mi devo arrangiare. Adesso guardate, smontiamo velocemente il palco, così do una mano ad Emanuele. Mi fate un applauso ad Emanuele? Abbiamo tutta la famiglia al completo questa sera. Bravi. Bene. Andiamo avanti con il prossimo artista che viene da Gaiba. È una ragazza di 19 anni, è alla seconda partecipazione al Talent e quindi ci fa veramente tanto piacere sia tornata anche quest'anno per la ripresa. Ha un canale YouTube dove esegue delle cover e andatevelo, vi consiglio di andarlo a vedere perché è veramente spettacolare. Studia da 2 anni al Conservatorio Canto, quindi c'è tanta aspettativa. Con Il cielo in una stanza di Gino Paoli canta Luana. Più forte Ficarolo! Oh yeah! Grazie. Ci siamo, abbiamo ripristinato. Bravissima Luana. Ho perso per motivi tecnici il mio facciamo organizzatore. Quando ci sono io non ci sei tu, quando ci sei tu non insomma, ci è sono giusto, io. ci supportiamo.
Qua è tutto a posto, ringrazio la regia per l'aiuto. Nel frattempo lo vediamo, gli brilla la fronte perché questi momenti lo tengono vivacissimo. Ho il no? lanciafiamme qui davanti. A tutti i giochini, si è portato tutti i giochini per la serata. Mi mettono in galera alla fine della serata, sicuramente. No. Gli estintori ce li abbiamo? Sì, ma guarda, Giordano è stato super attivo stasera. Grande Giordano, un applauso ancora. Grazie. Bene, cambiamo un po' di genere, andiamo sul rock con il nostro Vasco Rossi Ficarolese. E ritorna. E ritorna. Di Ficarolo, sì. E devo dire che evidentemente la passione per la musica rock, guarda, Marco lo presente, è già arrivato. È già qua, è arrivato Vasco, Guarda. un applauso. Un applauso a Vasco. No, io dico il tuo rock è contagioso perché la nostra mascotte delle prove è stata sua figlia Emma, che si è presentata con una chitarra rock lunga 1 chilometro, quindi ogni volta che si esibiva lei faceva le parti di chitarra, giusto? Vuole emulare il padre. Esatto. Io sono arrivata alle prove, piccolo siparietto, sono arrivata e mi ha detto, e tu canti? Io ho detto, no, io non canto, cosa fai? Presento, ho detto magari l'anno prossimo, non era molto convinta quando ho detto presento. Beh, il prossimo anno vogliamo lei sul palco, insieme a te. Il prossimo anno insieme sì. a te. Va bene, guarda. Non hanno fatto neanche l'entrata trionfale, vabbè, dai. Va bene così. Ovviamente ci canta un pezzo del mitico Vasco con un gran bel film, canta Simone! Vai Vasco! Io so che le cose poi non sono mai come te le aspettavi te. Io sono triste però, io sono triste un po'. Dimmi pure, dimmi subito che fortuna che ho. Io che mi sento un po' comico, proverò a ridere un po', proverò a ridere un po'. Io che credevo alle favole e non capivo le logiche, è una fortuna che sono. Ancora vivo. In questo mondo di fenomeni, di mente pronta ad uccidersi, io ucciderò, lo tengo sotto il letto. Sei tu che non ti vai bene mai te ne sei, che ti preoccupi sempre dei fatti miei, lasciami vivere, oh. Io ti capisco però, quando arrivano i conti, sai, ognuno paga comunque i suoi, sta tranquillo che io, soldi ce li ho. Quando sono sulle nuvole, lo sai che a volte sì, mi sento un po' instabile, però è un gran bel film, un gran bel film, un gran bel film. Dimmi qui. È una fortuna, lo so, che sono ancora vivo. Sì!
baby. Grazie Ficarolo! No, torna sul palco, voglio l'applauso per Un applauso! il nostro clasco ficarolese. Per i nostri talenti! Grande. Grazie a tutti. E come ogni serata che si rispetti, Complimenti per la miss, bellissima. grazie. È bellissima. un po' impegnativa perché c'è il tacco che si incastra perché è un po' lungo. Ha fatto fuori tutti gli scalini, cioè, Sì, c'è no, avevo tutti pensato alla tutti i buchi, sembra una gruviera. No, diciamo che ho contento pensato alla Giordano? scalinata, ma ho Sì. detto no, lasciamo perdere perché potrei Non hai arrivare voluto spesa rischiare, il tonfo. a tuffo proprio. Ad Angelo. Come tutte le serate che si rispettino, vorrei ringraziare il nostro fotografo, perché tutti hanno fotografi da Milano, Roma, i più acclamati, ma noi abbiamo per noi e solo per noi Alberto Polastri. Un applauso al nostro fotografo ufficiale Alberto. della serata. Grazie Alberto, sempre. Grazie anche a Pigaianni naturalmente. E Lì sei di parte però. io devo, sì un po', come sei di parte tu in questo momento? Sì, molto di parte. Ma la presento io? Sì. E quindi l'emozione sarà tanta, è una ragazza con tanti talenti, compreso quello di acconciarmi e di farmi il colore, e quindi qua si scoprono tutti gli arcani grazie a questa emozione nella voce. Vi vogliamo presentare una canzone che si chiama Quando una stella muore di Giorgia, per noi, Aurora Balbo. Spacca Aurora! Cambia il cielo, cambia la musica dell'anima, ma tu resti qui con me. Tra lo stomaco e i pensieri più invisibili, e da lì non te ne andrai. La vita cambia idea, cambia le intenzioni e mai nessuno sa come fa quando una stella muore, che brucia ma non vuole. Un bacio se ne va, l'universo se ne accorgerà. Quando una stella muore, fa male, fa male. Troppe notti sotto gli occhi porto livide, ho imparato a modo mio a leccarmi le ferite più invisibili, perché è così che si fa. Ma la vita cambia idea e cambia le intenzioni e mai nessuno sa come fa quando una stella muore, che brucia ma non vuole. Un bacio se ne va, l'universo se ne accorgerà. Quando una stella muore, fa male a metà fra il destino e casa mia. Arriverà la certezza che non è mai stata colpa mia. Non è stata colpa mia.
Grandissima Aurora Balbo, un altro applauso. Foto. Complimenti. No, c'hai complimenti. tacchi, lasciamo stare le foto, 20 metri di tagli. No, sembri sul vattene. Allora, no? dalla mamma il talento delle forbici e dal papà il talento della voce. Diciamo che hai raccolto tutto il meglio, quindi complimenti Aurora, ci vediamo tra un po' perché sarai di nuovo su questo palco. Grazie Alberto, grazie di cuore per esserci questa sera. Sta a me. Allora, intanto scusa se ti passo davanti, sposto il microfono perché abbiamo un'altra esibizione, ovviamente di ballo. Vi presentiamo sempre della scuola di ballo di Samantha un progetto che farebbe al caso mio, perché un cavaliere proprio non ce l'ho per ballare, non perché non abbia un compagno, ma perché è un po' troppo impegnato per accompagnarmi nel ballo. Questa è una frecciatina. Un progetto per sole donne, Lady Style, con una baciata di K1 e Cristobal. Dai un applauso Ficarolo! Forza! Su! Facciamoci sentire che siamo tanti! Sono arrivati in corriera, ne sono certo. Ecco perché Marco va a scuola, hai capito? Sì. No, non ho beccato. Sì, ma vabbè, guarda là. Es por ti que el destino me trajo hasta aquí para bailar esta bachata, mi amor. Ven a mi lado, corazón, baila conmigo suavemente. Toda mi vida te busqué. Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer. Bailar esta bachata es lo que me desata. Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata, bailar esta bachata. Bailar esta bachata es lo que me desata. Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata. Bailar esta bachata. Hola bonita, ich steh auf deinen Look. Keine Designer, doch jeder hier guckt. Rot sind die Lippen, sie passen zum Kleid. Lieb deine Kurven, Bachata, der Vibe. Baby, die quiero, denn du schaust nicht auf Dinero. Andere Frauen interessieren mich zero. Komm auf dein Body nicht klar. Gesicht wie ein Hollywood-Star. Lass es die heißeste Sommernacht sein. Der Buckyboy bringt uns Moloko mit Eis. Nur du und ich, wir vergessen die Zeit. Schwingst du die Hüften, weiß jeder Bescheid. Yeah, jede Bewegung ist Wappement. Der Rhythmus im Blut, Caliente. Hoffe, dass mit dir der Abend endet. Ven a mi lado, corazón. Baila conmigo suavemente. Toda mi vida te busqué. Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer. Bailar esta bachata es lo que me desata. Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata. Bailar esta bachata.
applauso. Bravissime, un applauso. Complimenti. Davvero brave. Rimetto il microfono. Queste donne che non hanno paura di niente, neanche di esibirsi. Mi sembra giusto, perché qui quando non si hanno i cavalieri bisogna organizzarsi, e quindi il prossimo anno, Samantha, mi organizzo. Beh, Davide non mi fa cantare, almeno... Prossimo sono anno veramente... ti faremo anche cantare. Sono una presentatrice, non sono una showgirl, proprio niente. Non canto, non ballo, che tristezza. Vuoi fare Madame, quindi... Vabbè, ma arrivo sempre con sta voce che Madame faccio, posso Sì, fare, infatti. non so, cosa fai con sta voce? Devi evitare di parlare per tutta la fiera e canti solo qui. Allora forse la porti fuori. Ma io ho un asso nella manica. Ho un presentatore con me che mi completerà e quindi tu canterai. E ci sono tante, tanto non è scattato l'applauso, è già lì, potete andare a casa, perché quando dico bene che non applaudire. che canta applaudire, Davide, cioè già lì l'applauso scatta. Adesso lo sbaglio, quindi Allora l'ho messo un po' in croce, perché dovevo fare un brano, ho detto no, questo brano no. Insomma, il brano che ci canterà sarà di un artista assolutamente importante per la musica italiana. È una persona che sta facendo dei concerti e stanno facendo il pienone. Tu sarai bravissimo e questa sera me l'ha tirata. per noi no, sicuramente sarai fantastica. Posso cantare. Mengoni, per noi l'essenziale, canta Davide Balbo. Grazie. Grazie, dopo ti do 10 euro. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare, beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra, ambire poi la pace, e nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a me, che da sempre sei per me l'essenziale. E non accetterò un altro grado di valutazione, l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che le fossero vuote, stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. E mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini e tornerò all'origine e torno a te che sei per me l'essenziale. L'amore non segue le logiche, ti toglie il respiro e la sete. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. E mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli
eccessi e dalle cattive abitudini e tornerò all'origine e torno a te che sei per me l'essenziale. Grazie. Quindi te l'ho tirata, ma sei stato bravissimo! Grazie. Complimenti, davvero, complimenti. Non abbiamo cartelline, no, dove vai? Tanto sai chi deve presentare. Ti metto alla prova. Bravissimo cantante, Non mi ricordo più. Ho piacere anche tu. Tu lo sai. Sì. E quindi mi devi dare una mano. Chi abbiamo? La Pirani? Ah, Wow, sta a te Davide, dai, non ti ho portato la sì. cartellina apposta, No, sì, per si me- ricorda tutto. Ho detto, Elisa Vai. la voglio presentare io perché è un'amica, ci conosciamo da una vita, abbiamo cantato anche insieme in una band, quindi per me è un piacere presentarla. Ha una grandissima voce, veramente una voce calda, però non mi ricordo più il pezzo che devi Me lo cantare. ricordo io, ci completiamo, cosa ti ho detto? Grande. Per noi, Glicine di Noemi canta. Elisa! Vai Elisa! Vedi, a cantare mi fai emozionare, dopo mi perdo tutto. Mi dici che non funziona più, siamo soli adesso noi sopra un pianeta blu. E quando arriva sera invadi la mia sfera, non è la primavera che non sento da un po', non sento da un po'. I brividi sulla mia pelle, il tuo nome fra le stelle. Sembra ieri che la sera ci stringeva quando tu stringevi me. Ricordo ancora quella sera, guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che son qui che tremo, parla, 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 parla con me. Ma forse solo ho dato tutto per scontato e mi ripeto che scema non saper fingere. Dentro ti amo e fuori tremo come glicine di notte. Scommetto che ora non rendi più l'abitudine di fare sempre come tu. E quando arriva sera mi manca l'atmosfera, non è la primavera. Sembra ieri che la sera ci stringeva quando tu stringevi me. Ricordo ancora quella sera, guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che son qui che tremo, parla, 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 parla con me. Ma forse solo ho dato tutto per scontato e mi ripeto che scema non saper fingere. Dentro ti amo e fuori tremo come glicine di notte. Dietro di noi vedo giorni spesi su treni infiniti. Forse solo che mi manca parte di un passato lontano come Marte. Tu cosa dovrai vedendomi arrivare quando ti raggiungerò? Ricordo ancora quella sera, guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che son qui che tremo, parla, 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 parla con me. Ma forse solo ho dato tutto per scontato e mi ripeto che scema non saper fingere. Dentro ti amo e fuori
posso più tornare a quando ero bambina ed ero salva da ogni male. E da te, da te, da te, da te. Grazie a tutti. Brava Elisa. Bravissima, bravissima la nostra Elisa. Dai un bel applauso di calore di Ficarolo. Brava, brava, brava. Tua nipote sicuramente ti avrà apprezzata di più. Sì. Siamo a un altro talento del nostro paese, una ragazza che portiamo sempre nel cuore, che incrociamo tutti i giorni quando andiamo a fare la spesa in Coop, ma il suo talento più grande lo porta nella voce. E quindi con un brano che a me particolarmente piace, commuove, è un'artista molto impegnante, cioè molto impegnativa, non impegnante, scusate, molto impegnativa da cantare. E ci canta Ogni volta è così di Emma. Barbara Michelini. Lo vedi come sei, arrenditi stanotte, che non ci metteremo a tremare come foglie. Siamo stati mai liberi a volte. Sei tu che mi hai insegnato a giocare a chi è più forte. Ogni volta è così, ogni volta è normale, non c'è niente da dire, niente da fare, ogni volta è così. Siamo sante o puttane ma non puoi stare qui e neanche scappare. Mamma mi diceva sempre siamo come angeli, io che ti credevo sempre, per favore abbracciami. Per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente, e ti credevo quando mi giuravi che eri fatto di me, e mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre come sei bella, nessuna, nessuna più di te. Come dimenticare? Non ho chiesto niente ma è una rosa da ricamare, sopra i ricordi che ne sai, che sono stanca di sentirmi sospesa e fragile. Ma con te ogni volta è così, ogni volta è normale, non c'è niente da dire, niente da fare, ogni volta è così. Siamo sante o puttane ma non puoi stare qui e neanche scappare. Mamma mi diceva sempre siamo come angeli, io ti ripetevo sempre per favore abbracciami. E per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente, e ti credevo quando mi giuravi che eri fatto di me, e mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre come sei bella, nessuna, nessuna più di te. Non so perché ma ogni volta è così, ogni cosa al suo posto, non mi piovere addosso, fermi per strada ad un incrocio un momento, metti che il cielo fosse sul pavimento, perché ogni volta cosa è facile, me lo ricordi che io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente, e ti credevo quando mi giuravi che eri fatto di me, e mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre come sei bella, nessuna, mai nessuna
sempre, bravissima. Prenditi l'applauso, Grandissimo applauso. Ma perché lei è una veterana del nostro talent e quindi è in famiglia. E brava. Complimenti. Bene, andiamo avanti, spediti. Perché quest'anno il prossimo artista ha scelto un pezzo che a me piace molto. Finalmente l'ha scelto tutti gli anni. Vero, ma perché vero. non fai questo? Quest'anno finalmente mi ha accontentato. L'ha scelto tutti gli anni. vero, Ma perché vero. non fai questo? Chiudete gli occhi, ovviamente sentite il Renato Zero Ficarolese Assolutamente sì. con Come mi vorresti di Renato Zero. Canta Giovanni. Vai Giovanni. Ciao Ficarolo. Come mi vorresti? Vediamo un po'. Prendi la matita, ti seguirò. Fammi un esempio, una traccia, un disegno. Usa l'ingegno. Come mi vorresti? Io non lo so. Non giocare troppo, è meglio di no. Non più di tanto. Lasciami un nero, la forma del mento. Più fantasia che puoi, nessun condizionamento. Prenditi il tempo, lo spazio che vuoi, fammi più bello e più interessante che mai. Esagera anche tu. Oh, lo so che poi vivrei di nuova luce. Io non sarei più io, non mi do pace. Mi sembra che sia una vendetta atroce. Rinascere così come d'incanto, senza memoria io non mi orizzonto. Non cambierò la trama al mio racconto. Volendo essere onesti, c'è molto di più. Mi sforzo di piacerti, ci provo, ma tu invece insisti che vuoi trasformarmi. Credi che basti. Come mi vorresti, davvero lo sai. Un mare di difetti, non ci giurerei. Pensaci bene, se ti conviene, stravolgermi il cuore. Ti mostrerò come si può cambiare faccia ed aspetto. Quella penombra confondere sa, la più palese delle verità. Un ibrido sarei. Oh, più muto di così, più esasperato, che l'uomo che tu vuoi non è mai nato. Io sono io, il solito Giovanni. Ho scelto te così, senza riserve. L'anagrafe con me, vedrai non serve. L'anima sì, e guai a chi la perde.
mi vorresti, come mi vorresti, dimmi come mi vorresti, come mi vorresti, come mi vorresti. Grazie. Il nostro Renato Zero di No, anche per te. Ficarolo. Giovanni. Prenditi l'applauso, veramente fantastico. Emozionatissimo. Come sempre. Emozionatissimo, davvero. Grazie Giovanni di aver scelto di esibirti con noi anche quest'anno. Grazie. Siamo a un momento che dobbiamo togliere l'asta. Perfetto. La presentatrice l'assumo. È sempre attenta, bravo. È il momento giusto. Abbiamo dei talenti di Ficarolo, ma non solo. Con grande piacere, devo leggere perché è una cosa un po'... non mi posso sbagliare. Dalla scuola dello Zenith Emotion di Bondeno, ma abbiamo anche a Ficarolo un gruppo che si allena sempre collegati alla scuola nella nostra palestra di Ficarolo, e con grande onore e veramente ringrazio l'insegnante Arianna Borsari di ginnastica ritmica che le ha volute. Grazie Arianna che ci sta sbrazzando, grazie davvero di cuore per averle portate, aver fatto le prove nella palestra con 50.000 gradi. E voglio ricordarvi che allo Zenith Emotion non c'è solo ginnastica ritmica che cura l'insegnante Arianna Borsari, ma abbiamo anche altri insegnanti per la classica, la moderna, l'hip hop da settembre, quindi vi aspettano a Bondeno, allo Zenith di Bondeno. Ci sarà un primo balletto delle allieve insieme ad una veramente ragazza di 15 anni di nome Lucrezia Pritoni, di ginnastica ritmica, già un talento acclamato, nonché assistente di Arianna. Per noi, le ragazze del gruppo della ritmica di Arianna Borsari. E un applauso più forte!
Immagina se il paradiso non esistesse e poi nessun inferno, solo il cielo su noi. Immagina la gente vivere senza pensieri. Immagina senza nazioni. Sì, non è difficile. Niente più religioni tra cui vivere o morire. Immagina la gente vivere in pace qui. Tu puoi dirmi sei un sognatore, sì, ma questo non mi fermerà. Non sono il solo ed un giorno il mondo sarà una cosa unica. Un applauso fortissimo a queste allieve che io richiamo su perché mi sono fuggite. Bravissime! Di nuovo Lucrezia Britoni, la nostra bravissima e talentuosissima allieva della nostra e collaboratrice della nostra Arianna, che se vuole raggiungerci proprio per ringraziarle, nel frattempo ve le presentiamo tutte le nostre ficarolesi. Dico bene? Tutte ficarolesi? No, va bene, ci arrivo da voi. Allora, di Ficarolo, e ti chiami nome e cognome forte? Amira Messaudi. Amira. Nome e cognome forte? Olga Mazzoni. Wow, fortissimo! Ines Mazzoni. Ti conosciamo ma lo devi dire da sola. Lucrezia Britoni. La nostra ficarolese la riconosco. Eia Messaudi. Tu non sei di Ficarolo, ma sei di Gaiba. Beh, sei qua vicino, quindi ringraziamo anche Gaiba. La nostra? Chiara Conforti. Benissimo, Gaiba. Alice Garusi. Mi sembra di riconoscerti, Garusi. La nostra ficarolese? Cautarvene al Baccari. Un po' complicato, ma eccole qua, le nostre bravissime allieve con la sua insegnante, che ringraziamo. E lei non vuole parlare, ma noi gli facciamo dire due parole. No, non le vuole dire due parole, ma aspettiamo sia Ficarolo che allo Zenith Emotion da settembre. E ricordiamoci che il Covid ci ha fermato 2 anni e quindi queste ragazze hanno veramente sofferto, ma mandiamo assolutamente i nostri figli a fare sport, a fare danza, a cantare. Cerchiamo di scoprire il loro talento, perché questo è una valvola di sfogo per tutto quello che poi la vita quotidiana, quindi la scuola e tutto quanto, sono in sofferenza. Questa è una grandissima valvola di sfogo. Dico bene, Arianna? Perfetto, quindi
cercate di custodire i vostri talenti e portateli su questo palco. Grazie. Riprendo il centro. Tocca sempre a me. Scusate, mi sono perso una... No, ok. Allora, c'è un qualcosa di molto emozionante, come tutta la serata naturalmente. Abbiamo sempre in veste non di presentatore ma di cantante ancora per noi. Ci saprà emozionare insieme ad una bravissima insegnante di canto. Per noi Roberta e Davide su questo palco. Un applauso Roberta. Nella velocità della luce il nostro Davide ha imparato questo brano perché noi vogliamo metterlo in difficoltà, ma lui in difficoltà non sarà. Ecco, per noi, solo per noi, Vivo per lei di Giorgio Bocelli, per noi Davide e Roberta. Per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma è entrata dentro, c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrar forte l'anima, vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita, attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa essere dolce, sensuale, a volte picchi in testa, È un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. è un dolore quando Vivo per lei al limite, un piacere strano. vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande, l'amore produce. Vivo per lei, nient'altro, e quanti altri incontrerò che come me hanno scritto in viso, io vivo per lei, io vivo per lei, sopra un palco contro un muro, anche in un domani duro, ogni giorno una conquista, la protagonista sarà sempre lei. Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà cose non
fosse un'altra vita, la vivo per lei la musica. Io vivo per lei. Io vivo per lei. Io vivo per Che piacere, davvero, davvero un grandissimo piacere poter cantare con Davide, un bravissimo cantante. Oltre sei un bravo presentatore, Miseria. Bravissimo cantante, davvero. Grazie, troppo gentile. L'emozione, la pelle d'oca ha fatto parte di noi in questo brano. Complimenti Davide, sarai un bravo presentatore, ma come cantante, wow, complimenti davvero, bravissimi. Questo duetto. Non riesco comunque a competere con la Presidente a presentare. No, non riesco, no. non riesco. No, io non competerò mai con te, quindi lasciami un qualcosina. Allora, tu non hai il microfono, ma sì, scusa, non te l'ho portato. So cosa c'è, quindi risposta. Allora, abbiamo un'altra esibizione di ballo per noi, la nostra scuola di Samantha Bailando. Questa sera ci presentano loro l'ultimo pezzo ed è una rueda di salsa. Scusatemi, ho perso un pezzo. Un applauso per questi bravissimi ballerini e per la nostra insegnante, anche per Marco. Sì? Ok. Sì, sei, ehi. Son! Dile che no. Giro a destra. Dame. 70.
Saliamo sul palco? Saliamo? Perché non capiamo se Non so l'esibizione è se... No, terminata. Samantha, rimanete qua. Sì, Prendetevi perché l'applauso del pubblico di Ficarolo. questo è l'ultimo brano, vieni. Un applauso, davvero grazie. Grazie a tutti voi di aver partecipato, davvero grazie. Il nostro super Marco lo vogliamo qua perché è un nostro super volontario pro loco e questa sera si è diviso fra lo stand di tutti i nostri volontari della Proloco, quindi grazie di cuore, e il ballo, perché il cuore lui lo porta un po' di qua, un po' di là, ma vuole esserci sempre per tutto. Grazie Marco, ne approfitto per tutto quello che fai e che fate i miei volontari Proloco, grazie davvero di cuore. Samantha, la tua scuola dove sei e come possiamo fare per venirti a trovare? Facendo questo posso parlare? Puoi parlare, sì. La scuola è Scortichino, noi siamo Scortichino, momentaneamente ci siamo un attimo fermati, però siamo comunque in tour, come diciamo sempre noi, perché ci piace quando ci invitano e ci piace vedere soprattutto la passione che mettiamo quando balliamo, che è la cosa principale, è la mia filosofia della scuola. E poi riprendiamo i corsi in settembre, quindi è in programmazione tutto, ma di base Scortichino. Benissimo, allora un applauso loro che mi grazie supportano davvero per sempre. essere stati qua. Purtroppo, come dicevamo prima, il Covid ci ha penalizzato soprattutto nella scuola, però noi vogliamo davvero ancora riprendere a ballare, riprendere a cantare e portarvi queste bellissime serate. Grazie ancora, grazie di cuore. Bravi, complimenti, bravi. Beh, abbiamo di tutto questa sera sul palco, veramente. Questa sera delle da bellissime domani- esibizioni anche di ballo, sono contento. Io penso che da domani ci si iscrive o a scuola di musica o di chitarra o di ballo, cioè qualcosa bisogna fare perché rimanere fermi Sì, è veramente no, una dai, tristezza. bisogna voltare pagina da questo lockdown. E soprattutto dormire poco come Davide, perché oltre al lavoro, alla famiglia e a preparare il talent hai due gruppi, non uno ma due gruppi, quindi capisco Elena quando dice scusa Davide ma quando ci sei a casa. Io devo prendere appuntamento come la parrucchiera, vedi? Come fai tu del resto. Va bene, andiamo avanti, dai, stendiamo un velo pietoso. Allora, è il turno di un grandissimo talento, è una ragazza di Stellata, si chiama Marzia ma ha un nome d'arte, ovvero Mia. Ha studiato al conservatorio canto lirico e quindi con un pezzo veramente difficile cercherà di dimostrare le sue capacità e la sua tecnica. Con Ti sento dei Mattia Bazar canta Mia. Parliamo troppo, dice il sindaco, Silvia. L'asta, non ha detto basta, ha detto l'asta. Okay. Grazie sindaco, grazie. Grande. Chiedo grazie. scusa. Buonasera a tutti, ciao Ficarolo. Voglio sentirvi carichi, Sì.
Scusate, scusate la mia emozione, ma quella c'è sempre purtroppo. Un applauso fortissimo alla nostra Marzia, Mia, in arte Mia. Complimenti davvero, complimenti, Brava perché non Mia. era semplice questa canzone e dobbiamo dire che anche questa ragazza ha partecipato ad una, vuoi dirlo tu? Ad un film. Sono la comparsa in un film di Alessandro Siani. Mi vedrete nel film. Bene, grazie davvero per essere stata qua con noi. Brava Mia, ma io la chiamo sempre Marzia. E come... Rimetto al centro. Io ho ancora il vestito in mano perché qui sennò, me lo dimentico. Ringraziamo il sindaco che tiene tutto sotto controllo. Io ho capito la pasta, lui ha detto l'asta, Io ho capito la basta, tu la pasta invece è un'altra cosa. La cosa più importante è il microfono. Ok. Allora Torna sul palco Elena. Torna sul palco Elena. Sì. Come uno spettacolo che si rispetti, i nostri botti finali ve li abbiamo tenuti alla fine. Quindi rimanete lì con il sedere incollato alle sedie perché finiremo con il botto e questa canzone lo dimostrerà. Sì. Con What a Feeling canta Elena. The
Bravissima Elena, davvero grazie, grazie, grazie. Davvero Prenditi di cuore, prenditi complimenti. Prenditi un abbraccio. Un abbraccio perché loro non sembra ma cantano insieme ed Elena è stata veramente molto lieta e molto carina di partecipare questa sera perché Davide l'ha portata su questo palco. La ringraziamo perché ha una voce splendida, Spettacolo proprio. Siamo arrivati alla penultima canzone. No, e come vi dicevo vi abbiamo tenuto proprio i botti finali. Io questa canzone l'ho praticamente imposta, cioè non l'ho imposta. E torna su questo palco a cantare con Davide Balbo sua figlia Aurora. Un applauso ad Aurora. E ci canteranno una canzone che io voglio dedicare. Shallow, è di Lady Gaga e Bradley Cooper. E che io dedico alla mia dolce metà, il sindaco Picaiani, perché so che in Ecco perché ce l'ha imposta. ti piace Ecco questa perché. canzone. Hai Quindi capito ora? Ok. davvero grazie, grazie, grazie. Va bene, allora la dedichiamo a te e al sindaco. Grazie. Ok? Poi, panino? Tell me something, girl. Are you happy in a mother's world? Or do you need it more? There is something that you're searching for. I'm falling. In the good time I find myself longing for change. In the bad time I feel myself. Tell me something, boy. Are you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watches are diving. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, low. In the shallow, we're far from the shallow now. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now.
ma che regalo! Grazie, veramente bravissimi. Complimenti. Questa sera avete spaziato in tantissimi artisti. Complimenti davvero, perché siete stati... Sei promosso, sei contenta del regalo? Sono molto contenta. Vorrei chiamare in velocità, prima dell'ultimo brano, che sarà un altro botto di emozioni, il nostro sindaco che ci fa i saluti velocemente. Pigaiani, cortesemente, grazie. Occhio al filo, attento al filo. Oh, no. Perché non si vede, è nascosto. È una trappola. Ci stiamo tenendo l'ultima chicca finale, ma vorremmo un attimo di ringraziamenti. Soprattutto noi dobbiamo ringraziare con il cuore la Croce Blu di Gaiba, le forze dell'ordine, il nostro vigile Carla. Un applauso per cortesia per queste persone che sono volontari, la ANC di Ficarolo. Grazie perché ci supportano in questa fiera, grazie. Io dico questa sera veramente e finalmente ripartiamo, dice sempre Silvia con il botto. Questa sera veramente le presenze, un ringraziamento a voi perché siete stati tantissimi, stiamo ripartendo, state ripartendo e finalmente c'è una libertà di presenza, di uscita, libertà di vita, che ritorniamo insomma un po' al passato. Grazie veramente di cuore a tutti coloro che hanno organizzato questo appuntamento, questa serata fantastica. Il successo ce lo aspettavamo, c'è stato, e veramente emozionante anche i pezzi, i cantanti che questa sera si sono esibiti. Da Pelle d'Oca l'ultimo che hai cantato insieme a tua figlia, e anche l'altro pezzo che hai cantato insieme a Roberta, veramente da Pelle d'Oca. Ovviamente bravi tutti, ma questi veramente mi hanno fatto venire la pelle d'oca. Grazie per le emozioni che ci fate vivere questa sera e ogni sera. Buon proseguimento e un arrivederci per il proseguo della nostra fiera, 60ª fiera. Grazie. 67esima, ma va bene. 67esima. Vi voglio ricordare molto velocemente che su questo palco, quindi il prossimo venerdì, avremo tra Ville e Giardini con un artista incredibile, quindi Gianluca Guidi ed Elio Coppola, trio con un tributo a Frank Sinatra, quindi non perdetevi tra Ville e Giardini. E il 23 di luglio, il sabato successivamente, avremo il teatro, ve lo riprendo, il Teatro Siete Voi, una rassegna teatrale per i bambini del Baule Volante, organizzato da Clarissa Cottica, consigliera della cultura, insieme all'amministrazione comunale. Quindi non perdetevi questi appuntamenti. Botto finale, Davide? Sì, prima di chiamare tutti i ragazzi che hanno partecipato sul palco, perché vorrei che si riprendessero l'applauso, chiudiamo con Roberta, che ci regala veramente una perla della musica italiana, con Almeno tu nell'universo di Mia Martini. Canta e chiude il Talent 2022 Roberta. Un applauso. Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza serietà, come fosse niente. Sai, la gente matta,
forse troppo insoddisfatta. Segue il mondo ciecamente quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente, scioccamente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e me mi amerai davvero di più, di più, di più. Sai, la gente sola come può lei si consola e non far sì che la mia mente si perda in congetture, in paure continuamente, poi per niente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più, di più. Non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più, di più. Grazie, grazie, grazie davvero a tutti voi e complimenti per l'organizzazione di questo talent veramente splendido. Bravi, Grazie, bravi, grazie, bravi, un Roberta. applauso Grazie Roberta. a Silvia e a Davide, bravissimi, sul serio. Bellissimo. E rimani Siamo sul palco giunti con noi perché proprio alla fine. Io vorrei su questo palco con me Giordano Vincenzi e Iari, per cortesia, perché loro hanno dato veramente tanto cuore e tanta anima a questa fiera, a questo palco, insieme a tutti i volontari che sono allo stand, a chi è stato alla cassa, che c'è alla cassa, alle offerte. vorrei sul E chi palco ha- anche Fabio in regia. Fabio con in noi, regia, forza. grazie al maestro Caleffi, Mi odierà per questo, ma lo voglio anche grazie lui. al suo collaboratore. E a tutti i ragazzi che hanno partecipato, forza. Prendetevi un applauso perché Forza. davvero Iari e Giordano che il hanno nostro lavorato. storico
e bravissimo Giordano Vincenzi. Non vi mangiamo mica, dai, forza. Bravo, bravo, bravo. È il suo supporter Iari che l'abbiamo chiamato, penso che veramente spegnerà il telefono per una settimana, perché rimani qua con noi Giordano, rimani qua con noi, che mi ha già detto che dopo c'è da smontare e quindi noi Sta già pensando a levare, sempre al avanti, dopo, sempre avanti. qua con noi, vieni Giordano, chiamiamo tutti i nostri talenti, vieni Giordano, Ballerini, cantanti. ti voglio qua, ti voglio in prima fila con noi, vieni. No, niente, non è... Valentino, forza su. Ragazzi, non avete più voglia di grazie andare anche a casa? Fabio, nonché fidanzato di Aurora Balbo, Elena, il nostro Elvis, con il suo bellissimo mantello, Con i Matteo nostri del Braga ragazzi, Curte. grazie, Alessandro e Alberto di Gaiva. Giovanni, Bravi. vieni Barbara, Elisa, Barbara vieni, Mia, Giovanni, bravi, Simone, bravi. tutti i nostri ballerini, ed ecco qua, e noi aspettiamo solo, avanti, Ci stiamo, forza, avanti, anche se siamo un po' veniamo timidi qua a fine davanti, serata. Beh, io vorrei un Prendiamoci. grosso applauso a tutti i ragazzi che hanno vogliamo veramente... la nostra base, Stefano, vogliamo la nostra base, e chiudiamo così, con questa, la nostra base, eccola, no, Fabio rimani, è scappato, Fabio, bravi, dai, bravi rimani. tutti. Unitevi con questo abbraccio. Adesso facciamo partire un po' di fiamme. Un applauso ai ragazzi del talent, bravi. E grazie al pubblico che ha partecipato, bravi, grazie. Grazie a Davide e grazie a Silvia. Grazie a voi. Grazie davvero di cuore.